L'ondata di calore che da una settimana sta colpendo il nostro paese e gran parte dell'Europa, nei prossimi 3 giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori e lavoratrici in Italia. A diffondere il dato è stata proprio la CGIL, emerso da un'analisi condotta insieme a Greenpeace Italia. CGIL che dopo la tragedia di San Martino di Lupari, con la morte di Stefano Tonin, stroncato da un malore al termine del suo turno di lavoro all'interno di un cantiere idrico, chiede maggiori tutele per i lavoratori che sono esposti al caldo. Il caldo arriva ogni anno, quindi non possiamo farci trovare non pronti a questa evenienza. E c'è un'ordinanza qui nel Veneto che è uscita proprio pochi giorni fa, impedisce di lavorare dalle 12:30 alle 16 e questo bisogna che venga rispettato da tutte le imprese. Ricordiamo inoltre che c'è la possibilità della cassa integrazione per eccessivo caldo. Quando si toccano i 35 gradi, ma non solo di segnalati, ma anche di percepiti, quindi determinate lavorazioni con determinata umidità, si deve fermare il lavoro. La giornata più dura per chi lavora all'esterno è prevista sabato, dove l'allerta è segnalata in tutte le province d'Italia, ad eccezione di Aosta, Campobasso, L'Aquila e Potenza. Il caldo estremo, dicono i sindacati, non è più un'eccezione, ma una conseguenza della crisi climatica. Purtroppo l'ordinanza fa anche una discussione sui tipi di lavoratori o sull'esclusione del rispetto della stessa legata a dei lavoratori. Non lo fa sui lavoratori, ma lo fa sulla tipologia del lavoro che devono fare. Pertanto, se tu mi escludi tutto il settore della logistica, tutto il settore magari delle opere pubbliche, di conseguenza io che cosa faccio? Creo quella condizione che a quel lavoratore che si trova in quella tipologia di esclusione di tutela lo metto a rischio.